Gentili amiche, cari amici, buonasera da Andrea e da domenica 8 maggio che barba. A dispetto di quello che possiate credere, quest'oggi, anzi questa sera la barba si farà in orario preserale vespertino, quasi sarebbe da chiamarla Ascolta si fa sera. Ricorderete la rubrica a cura di padre Carlo Cremona al TG1, perché l'ora, quasi l'ora di cena, e chi si fa la barba all'ora di cena? Chi deve uscire a cena, chi magari ha un incontro, chi deve incontrare persone. Io non devo incontrare nessuno, dobbiamo stare tranquillamente in famiglia a festeggiare la festa della mamma. Oggi è l'8 maggio e andiamo a preparare sempre dalla scatola dell'amico Vincenzo da Rotondella il nostro furbo gel meraviglioso pre-barba, per una barba che ha diversi giorni e che risale a giovedì, anzi mercoledì. Nel bagnare presentiamo quella che è oggi la nostra stazione radio in streaming, che viene diffuso dalla Revo Axis X3, che è Radio Milazzo. Ecco, Milazzo, voi sapete, cittadina del nord della Sicilia, mentre questa è la quantità che io porrei in lavorazione sul viso per preparare. Io trovo ottima questa nuance profumata dell'ottimo Marco Balocchi, che produce anche un ottimo aftershave, ma si supera veramente con la meraviglia dei suoi pre-barba più che dei post rasatura. Quindi Radio Milazzo, città metropolitana di Messina, sapete, poco vicino allo stretto. Se voi sbarcate, anzi attraversate da Scilla Cariddi, il canale di Sicilia, scusate, lo stretto di Sicilia, troverete questa cittadina che si affaccia sulle isole Olie. Ecco, se volete andare alle Olie vi imbarcherete a Milazzo, quindi potete ascoltare dalla FM, non dallo streaming internet, perché vi troverete dentro da questa bella radio che non dimentica il passato. Sentiremo adesso quali sono le programmazioni, quindi radio locale, Piccola Italia, che resiste estremamente per portare quella che è la piccola informazione, quella che è la piccola selezione musicale che deve contrastare i grandi eventi, l'Eurovision, Mahmood e Blanco. Intanto lasciamo che il nostro furbo, scusate, lo confondo, mi scusi Marco Balocchi se ho mescolato le carte. E oggi con cosa ci raderemo? Sempre dalla scatoletta magica, un antico Gillette degli anni 50, un ottimo rasoio molto leggero, molto manovrabile del dopoguerra della seconda guerra mondiale, non di quella di cui si parla anche oggi troppo, che rischia di diventare la terza. Questo è il manico lavorato pregevolmente con una rabescatura damascata, con una imponente tornitura nella parte finale che funge da grappo. Questi sono i pezzi molto semplici in questo materiale e probabilmente, non so se vedrete la scritta Gillette, e qua rasoio made in England, non so se la luce del bagno a quest'ora mi permette di farvelo vedere, che andremo ad arredare, anzi ad armare come si dice, con una lametta che era sempre nella scatola, che è giunta da Vincenzo Pitrelli, che è una Helios. Voi conoscete queste lame? Io non le ho mai sentite nominare, era nella scatola gentilmente per dare a me una pronta rasatura una volta che avesse aperto lo scrigno di cartone giunto per posta attraversando mezza Italia. Inox, punti de cola, ma non ha avuto nessun problema la carta velina a separarsi da essa. E andiamo intanto ad armare mentre siamo qui. Cercheremo di fare una rasatura semplice, rapida, come anche come vedete, relativa al tempo che ci è concesso prima dell'ora di cena, che si avvicina. Questa è l'esposizione della nostra Helios dentro il rasoio Gillette anni 50. Andiamo a bagnare. E con cosa ci raderemo? Qua dobbiamo fare un montaggio alla Caccamo. Di nuovo, questo è un Niro, un rasoio designed by Bruno Iepariello, che è prodotto da Pinnacle, ma vi farò vedere dietro la scatola che in questo momento è sottoposta ad acqua di vegetazione. Vedete il disegno asiatico e certamente l'ispirazione giapponese. Ho messo in acqua di vegetazione, come mi è stato consigliato, con i saponi duri o semiduri. Questo è un sapone duro. Andiamo a scolare. Poi lo vedete, ecco, mentre lo vedete io vi posso leggere gli ingredienti, sono molteplici: acido lattico, mamma mia, vitamina siliconata, olio di moringa, esteri, camellia, fragranze, essenze, cioè una serie di
Se volete il fermo immagine per gli appassionati, potete leggere, spero in alta risoluzione, quello che Bruno Riepariello ha montato, anzi ha costruito dentro questo sapone, che andremo a montare e in bagno da circa 20 minuti questo maiale resina trasparente. Avete riconosciuto sicuramente le insegne del Semog portoghese in maiale, quindi un pennello naturale, che vediamo come si comporta con un montaggio che vediamo di testare immediatamente, così è proprio non vergine perché è un sapone già utilizzato, ma proviamo a vedere se le setole del maiale vanno a pescare questo sapone che sembra grappi bene e che andrà oggi a fare la rasatura dell'8 maggio. Sulla lavagna, oltre che, come abbiamo detto, ricordare che è la festa delle mamme, tutti coloro che hanno la fortuna di avere ancora la mamma, io ce l'ho ancora, insomma, le faccio a lei un grande auguri, insomma, facendo dei debiti scongiuri, perché bisogna sempre fare così, insomma, leggiamo alcune cose tratte dall'anteprima news della scorsa settimana, abbiamo i 96 di Dedi Casalegno, tanto noi andiamo a... Dedi Casalegno, la vedova del giornalista Casalegno ucciso dalle Brigate Rosse nella sua casa di Corso Re Umberto. Beh, sono rari, dicono, i ricordi della coppia, tra cui una foto della signora Casalegno che balla sui tavoli di una taverna turca e immagini di fotografie nella casa estiva in vacanza di Ben Gurion, voi ricorderete, il primo ministro israeliano. Quindi una poliedrica immagine della vedova che è morta 3 giorni fa e a cui va il nostro ricordo, il nostro cordoglio per la scomparsa, soprattutto per il dolore. Voi sapete, il marito fu ucciso dalle Brigate Rosse, fu direttore della Stampa, Carlo Casalegno, nel 78. Correggetemi, mi corrigerete se ho sbagliato la data. Qua andiamo a cercare di capire se già questa porzione, che mi sembra che abbia già permeato le setole del nostro porcellino Semog, sia sufficiente per poi con l'acqua del viso andare a fare un face lathering. Bagniamo ancora, io direi che a questo punto si può provare a tentare il montaggio, vediamo se abbiamo prelevato a sufficienza. Il profumo intenso sicuramente non è una fragranza anonima, ecco, non è una fragranza che dovete andare a cercare di riprodurre nelle face lathering, nelle steppe o nelle lontane terre del Giappone, anzi quindi a richiedere ai ciliegi, si ha sempre questa immagine stereotipata dei ciliegi in fiore, che è una cosa meravigliosa, e che in maggio fa del Giappone una delle terre più visitate dai turisti di tutto il mondo, mentre vediamo che abbiamo al momento ancora una inizializzazione della crema Hiro in viso. È un po' che non lo vedo, Riepariello, so che è una linea sua, sta portando avanti un progetto, ma nel caso io ho trovato tutti questi meravigliosi articoli. Oggi ci radiamo con tutti articoli della scatola di Vincenzo. Questo per me è la prima volta che la do, però insomma sarà sicuramente una rasatura che avrà un suo significato. È difficile distinguere queste fragranze molto intonate e molto aromatiche, non ha la neutralità, non so, che può essere per esempio di un Trafitenil, un numero 10, ecco, qua sentite poco le fragranze, molto la meccanica, ma si parla di saponi di un certo tipo di blasone di storia, insomma. Qua andiamo però a bagnare un po', a mettere un po' di acqua dentro il ciuffo, perché secondo me, così, se aspettiamo di montare questo sapone, qua il 2 giugno, giorno della parata ai Fori Imperiali, siamo ancora qua a girare per fare crescere questa schiuma, che vedo che un pochino stenta, forse perché ne ho messa poca, non vado a riprelevarne, ma perché non voglio esagerare, forse è una questione puramente di tempi. Come vedete, infatti, sta già esprimendo una parte interessante. Voi come state? Cosa avete fatto oggi? Oggi sono non in ritardo, ho cambiato il mio scheduling, come ama definirlo l'amico Mauro Di Lernia, che come sapete ho intinto un po' le setole, le punte delle setole nell'acqua, non l'avete vista, dentro la mia Carlito, mentre facevo finta di non farmi vedere, per vedere se riuscivo a raggiungere una copertura con un massaggio sempre buonissimo. Sono schedulato diversamente la mia rasatura, in quanto ho fatto una camminata benefica per il Lions Club
di Cecina per il Leo Etruria, che sono i giovani dell'Alions, come sapete, i Leo. Quindi ho fatto 6 km di corsa, io pedalo un po', cammino, corro poco, infatti ho le gambe completamente distrutte. Una bella camminata sul lungomare, un po' tra le campagne, con Tiberio, Maicro, che mi ha accompagnato. In un'ora ho coperto il tragitto di 6 km e mezzo, cioè ho camminato quasi la metà del percorso, perché poi immaginate, chi ha fatto i 13 km, che era quella lunga, come l'hanno chiamata, ci ha messo esattamente il tempo che ci ho messo io a farne 6 e mezzo, cioè è andata a velocità doppia esattamente rispetto alla nostra. Questo però ha fatto del bene per i bambini ammalati di malattie oncologiche, quindi bene queste iniziative umanitarie per aiutare i bambini in difficoltà, e andiamo avanti. La cronaca della guerra è certamente preoccupante, faccio ore piccole ad ascoltare accordi e disaccordi con Marco Travaglio, purtroppo mi ritrovo spesso in assonanza con Andrea Scanzi, cosa che non mi era mai successa in altre occasioni, un po' meno con Gad Lerner, collegato da Gerusalemme dall'altra settimana. In ogni caso l'escalation è a rischio, la NATO non vuole consegnare la Crimea, grazie al cacchio, era già la Crimea russa, cosa gli consegna a fare? Quindi né Putin né la NATO, Stoltenberg, vogliono sentire parlare di questa stupidaggine che Volodymyr Zelensky ha proposto per arrivare a una trattativa di pace, ma non andiamo oltre e cerchiamo di capire come la nostra Iro, anzi la Iro di Bruno Iepariello, oggi va con un montaggio cacca un po' inventato, di la verità, fatto non dico con fretta, però insomma con anche la necessità di leggere qualcosa, perché qua abbiamo anche qualche robina. Qua vedete Carlo Calenda col fazzoletto durante il 25 aprile, durante la manifestazione a Milano sicuramente, che presenta un suo nuovo libro, ma io vado a tagliare. Buona l'emoglienza, ottimo il gilet vintage. Io abbasso un po' perché sai mai che molto bene la potenza di taglio delle Helios e le storie Teses. Ovviamente il taglio è più doloroso nella sottogola, dove dopo 5 giorni di barba, quando andiamo a pulire il lato, no, il montaggio non è stato come pensavo, sicuramente per mia imperizia. Bene. Diciamo che il grosso del primo passaggio è giunto al termine e per evitare passaggi troppo prolungati, troppo ripetuti, andiamo a bagnare per il secondo passaggio. Probabilmente ho prelevato poca schiuma dal vaso che voi qua vedete dell'Iro. Posso provare? Non si dovrebbe fare riprelevare schiuma quando già ce n'è stata montata nel pennello. In ogni caso abbiamo bisogno di bagnare per ottenere una copertura, vedete, che è solamente minimale, tuttavia la sua componente meccanica sicuramente la svolgerà e consentirà di procedere con il secondo passaggio. Dicevamo, Carlo Calenda parla di questo suo nuovo libro, La libertà che non libera, riscoprire il valore del limite. Questo è uscito sul Domani di ieri. È un articolo semi-incomprensibile che paragona filosofie liberali intricate, quindi un articolo per appassionati. Ho mangiato un po' di crema e mi sta bruciando la lingua, pizzica, ecco, questa schiuma pizzica. Forse ci ha messo dentro del peperoncino e io non riesco più di tanto a rendere degna di nota. Provo a prelevare ancora, proprio perché il pizzicore, più quello che mi è capitato in bocca che quello che ho sul viso, ma cercando di rivivificare, andiamo a bagnare un po' le setole, perché il secondo passaggio ha ancora una sua validità, il terzo è di rifinizione, ma il secondo vale forse addirittura più del primo, quindi va fatto con un minimo di corposità. Decisamente piccante, lo possiamo chiamare spicy, anziché Iro. Oh, boh, mamma mia che roba! Beh, non è buona da mangiare.
sono meglio i pasticcini che oggi abbiamo gustato dopo il pranzo, quindi voglio dire, dovendo scegliere, non usate la crema di Pariello come panna montata. Andiamo in contropelo, bene in taglio. Non c'è che dire, il taglio è sicuro, il rasoio è leggero, svolazza il viso. E non so quanto la protezione dalle lame abbia funzionato, perché ripeto, probabilmente ho fatto un montaggio improprio, ma insomma vabbè, nella vita bisogna provare tutto. Bene, il secondo passaggio è completato. Rapidissimo, quasi una rasatura rapida, ma io prima di andare avanti vi volevo leggere. Perché è complicato? Perché parla di questo libro di Calenda che ha il figlio di Cristina Comencini, voi sapete, la figlia di Luigi Comencini. Mattia Ferraresi lo descrive, parla di questo filosofo Michael Sandel che dà una vita critica al liberalismo di John Rawls, ma senza approdare a un suo rifiuto radicale. La libertà che non libera ha prodotto atteggiamenti libertini e pulsioni libertarie e ha esteso e narcisizzato lo spazio dell'io. Questo è quello che dice il nostro Mattia Ferraresi sul Domani. Dice: ha bruciato il vocabolario dei doveri, sventolato la bandiera della libertà e quella dell'uguaglianza, dimenticando quella della fraternità. Quindi il liberale diventa un po' troppo egoista e ogni individuo è tribù di se stesso. Con questo diciamo che possiamo andare anche a seguire, prima di fare il terzo passaggio, così approfittiamo dello slot lettura, di prendere sempre il Domani, che fa un'indagine, un'inchiesta su 2 pagine a cura di Giovanni Tizian, denaro, appalti e politica, ecco l''ndrangheta emiliana. Quindi se voi pensavate che sulla via Emilia, lungo la via Emilia, Reggio Emilia, tutto andasse benissimo perché bastava lavorare e fare quattrini con l'azienda di alta precisione meccanica, non è vero. Tutto questo è stato anche pilotato e drogato dagli affari della clan Grande Aracri, originario della Calabria. La prefettura di Reggio nell'ultimo anno e mezzo ha bloccato 71 aziende inquinate dai clan. Rapidamente si parla di Brescello, il paese di Don Camillo Peppone, in provincia di Reggio Emilia, unico comune sciolto per mafia nella regione Emilia-Romagna. State attenti, Brescello è celebre sede del film di Peppone, appunto, di Don Camillo, ispirato ai racconti di Giovannino Guareschi. Il quartier generale è via Pirandello a Brescello, dove c'era la sede di questa famiglia. Il boss, fratello del capo supremo, è in carcere, ma c'è chi tra le nuove leve ha preso in mano l'organizzazione. Qua si parla del paese di un certo sindaco Coffrini Junior, figlio di un altro sindaco, che, mai indagato comunque, si è distinto per un'intervista in cui, dopo aver parlato con il boss del paese, lo definisce tranquillo, composto, educato, e non sembra proprio quello che lo descrivono. In realtà era un manovratore degli affari, degli appalti, dei subappalti. I commissari che hanno messo le mani negli atti amministrativi dell'ente hanno raccolto le prove di concessione fatte dal comune a personaggi dei clan. E dall'alta velocità i cantieri della ricostruzione post terremoto, non soltanto in Emilia Romagna ma anche all'Aquila, manco a dirlo. E qua parla il prefetto Yolanda Rolli, che prima di approdare a Reggio Emilia dalla prefettura di Macerata ha gestito l'emergenza terremoto nel centro Italia, ci dice sì, preoccupata dalla pioggia di denaro in arrivo con il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, PNRR, che piace tanto al nostro Mario Draghi, e degli eco bonus. Economia o legalità, si chiede Giovanni Tizian. 10 anni fa, quando l'allora prefetto aveva cominciato a usarle come mai prima, una parte delle associazioni di categoria dei partiti e dei professionisti hanno criticato aspramente l'attività di contrasto della prefettura, accusata prima a bassa voce, poi con toni sempre più accesi, di uccidere la florida economia della regione. Quindi gli imprenditori, che sono visti gli occhi addosso del governo locale, della prefettura e degli organi di controllo, inizialmente hanno non gradito, perché queste sono sempre chiaramente occasioni per rallentare l'attività produttiva, e quella è una regione che lavora tanto. In ogni caso non è scevra dai condizionamenti dell''ndrangheta, ma io non avevo nessun dubbio. Intanto mi bagno per il terzo passaggio, che vediamo di portare avanti con rapidità e scioltezza. Riprendiamo ciò che resta del giorno, quasi, anzi della crema Iro. Diciamo che c'è ancora una quantità tale che esprime tutta la sua potenza
preparatoria, perché non si può dire che non si faccia sentire, non è un prodotto che lasci l'idea di essere così evanescente, ecco, è molto muscolare, diciamo, ecco, nonostante la bassissima intensità di montaggio che io non sono riuscito, appunto, non sono riuscito a raggiungere, quindi si tratta di un montaggio molto improvvisato, ma in ogni caso sufficiente a preparare il terzo ed ultimo passaggio, che è l'obliquo, con il nostro rasoio Gillette armato per l'appunto Helios obliquo. Un po' rapper questa radio siciliana. Lasciamola cantare insieme alla lama, vediamo chi canta più forte. Radio Milazzo. È ancora importante la presenza di Barbara sotto la gola, sentite? Sovrasta le onde anche della radio Sicula, che è in sottofondo, ma è sempre una radio. Cantano più i peli dei palinsesti, delle antenne, degli speakers. Bene, io direi che ci possiamo considerare soddisfatti. Una buona rasatura, andiamo a sciacquare con acqua fredda. Perché i pori un pochino stressati, la pelle forse non ha avuto un'adeguata preparazione. Sulla lavagna troviamo Arrigo Benedetti, una parte interessante, un uomo che dagli anni 50 diretti alcuni grandi giornali, ha lavorato all'Espresso, insomma è stato messo purtroppo in paragone con Veronica Gentili in un articolo del Foglio scritto da Giuliano Ferrara 3 giorni fa, dove la simpatica e avvenente conduttrice, parlando di un caso di cronaca di cui non ricordo, era un caso di cronaca militare forse o quant'altro, o riguardava la politica italiana, per dire tutto il mondo e paese, ha usato la locuzione omnia munda mundis, che non vuol dire assolutamente quello, che vuol dire tutto è puro per i puri. Quindi Veronica Gentili, faccia attenzione, se la prossima volta userà Sic Transit Gloria Mundi, non pensi che sia la pubblicità dei furgoni della Ford, ecco, quindi prima di usare locuzioni sempre meglio informarsi, che poi si va in televisione, controcorrente la vedono milioni di spettatori, non ci fa una bella figura. E mentre attendiamo la solita ossigenazione dell'aria, qua ho, perché l'ho reperito durante una fiera giovedì, era in omaggio alla McFruit di Rimini, il resto del Carlino, giornale che voi sapete, tipico dell'Emilia Romagna, che insieme alla Nazione, al Quotidiano Nazionale, fa parte di un gruppo, non mi ricordo di più di quale proprietà, dove al di là dell'articolo di prima pagina, questo è di giovedì 5 maggio, contro ordine rimettete le mascherine. E vabbè, questo mi fa un po' ridere, perché in effetti sono tutti in giro smascherati, soprattutto in questa fiera, la fiera di produttori di ortofrutta, si chiama McFruit, erano tutti senza mascherina. Qua abbiamo le pagine relative a una ricca serie di redazioni locali, perché è molto importante, questo giornale consta di 28 pagine, per essere un giornale locale dedica ancora tanto spazio, un formato tabloide. A Rimini, qua vedete, benvenuti agli alpini, qua sono tutti con qua c'è il mazziere, come vedete, in testa, poi se aprite dentro la cronaca c'è uno sdraiato per terra con un cane che non si capisce cosa stia facendo, o l'ho buttato per terra, insomma una foto degli alpini, un'immagine che non è proprio così legata alla loro storia, ma insomma si sa che sono molto simpatici gli alpini, li amiamo tutti per quello. E andando a cercare volevo significarvi come viene srotolata la cronaca locale. Abbiamo parlato della cronaca di Rimini, qua c'è sezione Emilia Romagna e Marche. Andando avanti abbiamo visto Rimini, poi procedendo abbiamo la parte sportiva, abbiamo la parte Riccione, come vedete, poi giriamo, abbiamo Cattolica, poi giriamo, abbiamo Bellaria e Igea Marina, Sant'Arcangelo di Valmarecchia con Tonino Guerra, eccolo qua, rimanda al Monte di Pietà,
Tonino Guerra, il famoso poeta L'ottimismo è il futuro della vita, San Marino e i Cruciverba. Qua abbiamo isolato alcune piccole chicche che vanno, vediamo un po' qui. Ecco, chi fosse appassionato di dati, l'Ariston Cavi nelle Marche ricavi a 552 milioni di euro nel primo trimestre, su del 23,8% rispetto all'anno 2021, quindi molto bene l'Ariston Cavi per chi fosse interessato. Andiamo poi a valutare che cosa ho scelto qui. Gianluca Vacchi, a pagina 21, nelle brevi, la vita di Gianluca Vacchi diventa un documentario e con mucho más su Prime Video, disponibile dal 25 maggio, quindi se volete vederlo, vi interessano le gesta, qua vedete la regina premiata col vestito da 49 euro, qua che non ha dato segno di nessun imbarazzo, è diventata un po' virale questa immagine, ma andiamo a vedere alla fine. Qua abbiamo Benedetto Vigna, 53 anni, amministratore delegato di Ferrari da 8 mesi, e qua io ho scritto nel settore auto puro sangue, che sarà il nuovo SUV della Ferrari, e qua si parla di 423 milioni di EBITDA, che è un indice economico che riguarda la redditività delle aziende, insomma, e le loro performance. È in crescita il numero di auto consegnate, 3.251 auto ha prodotto la Ferrari, ma il nostro Benedetto Vigna ci vuole significare che non è tanto il numero delle auto prodotte quanto il valore aggiunto, quanto il guadagno dell'azienda che produce auto famose, come sapete, in tutto il mondo. Questo è il resto del Carlino. Rapidamente, prima dell'after e prima di portarci in conclusione, questo libro giuntomi, stampato a Lipsi in Germania dalle tipografie di Amazon. Questo probabilmente è un file che ha inviato l'autore, un bravo cronista della Verità, ex vice direttore del Reti Fininvest ai tempi degli anni, metà anni 80, che ha seguito Berlusconi in tutta la sua vita, è scritto in un carattere piccolissimo. È un libro abbastanza raro, lo trovate su Amazon, in ogni caso vedete le pagine molto fitte, con titoli molto compressi, ma che ricordano e vogliono insegnare le sue lezioni, non di Moncalvo ma di Berlusconi, per realizzare il vero sogno italiano: soldi, successo e sesso, le 3 S. Qua alcune frasi divertenti, una la vado a prendere: da giovane dicevo, pensa quante donne al mondo vorrebbero venire a letto con me e non lo sanno. La vita è un problema di comunicazione. Se volete leggere, chi conosce molto bene Berlusconi, un libro di Gigi Moncalvo, acquistatelo su Amazon. Qua andiamo a fare un after, e qua io farei un Belva Blu. Qua torniamo a dare un po' di credito ai Biden, la moglie credo che sia arrivata in Ucraina, e diamo anche onore, insomma, anche un pezzo di atlantismo, e certamente non può che essere questa sciabordante, vedete, Honda Ice Blue America, 100 anni di Acquavelva. Eccola qua, andiamo a dare una onorevole secchiata. Benissimo, bene. Quindi questo potrebbe essere un after per ogni orario, quindi se voi adesso doveste uscire e andare a farvi l'aperitivo, visto che sono le ore 19 e 29, praticamente può anche darsi chissà quest'ora, voi con questo potrete essere in assonanza con un Campari, con un vermouth, con qualunque cosa, perché la fragranza alcolica sa molto di vecchia barberia. Potrebbe essere la barberia in qualche paese della provincia di Teramo, oppure a Citanova in Reggio Calabria, potrebbe essere in Sicilia, perché no, vicino a Milazzo, potrebbe essere a Giulianova, insomma, e voi troverete un locale che vi accoglierà, e con una sorta di aplomb del tutto italiano potete andare a sedervi con la sicurezza che nessuno avrà niente da ridire. Ora, per chiudere, andiamo a presentare 2 o 3 immagini, come sapete da alcune puntate è diventata consuetudine, del grande fotografo milanese novantenne Gianni Berengo Gardin, tratte dal libro Tevere, pubblicato nel 77, e qua io vi regalo 3 immagini che sono esattamente identificate da questi segnalini. Questo bianco-nero, vedete, scena agreste, i buoi, i carri, questi sono i tornanti del monte Fumaiolo, che taglia l'Italia centrale. Bellissimo il colore, bellissima la strada bianca sugli alberi, probabilmente alla fine dell'inverno o alla fine dell'autunno. Qua vediamo una affollatissima festa dei ceri a Gubbio in Umbria. Guardate la quantità di persone,
davanti alla chiesa, nella piazza principale di Gubbio, dove viene portato, forse c'è una foto successiva, il cero in corsa dagli addetti del festeggiamento, un'immagine bellissima che ricorda tempi altro che pre-pandemici, qua sono immagini di oltre 40 anni fa, e qua vedete la corsa dei ceri, questo è il cero, sarà alto 4 metri, e questi corrono, è un'immagine bellissima di quel tempo. E in ultima istanza regalerò un'immagine di un paese alle porte di Roma, Roma Nord, Pozzano Romano. Questa è una piazza con un tavolino degli uomini giocano a carte. Questo guarda incuriosito il fotografo con gli abiti 3 bottoni neri, perché la gente all'epoca andava la domenica così vestita nei bar d'Italia, non come adesso. Abbiamo un cartellone, un film di Alberto Lattuada, sono stato non so cosa perché c'è una testa, e qua abbiamo vengono indetti concorsi per un arruolamento regionale per la polizia di Stato per 1500 allievi. Questi sono gli angoli dell'Italia che io vi presento per accompagnare. Un saluto, una buona domenica, augurandoci di rivedervi presto, e una buona serata da Andrea. Da domenica, che barba, ciao!